Quali saranno le nuove fonti di energia alternativa? Se ne è discusso in un convegno organizzato dall'associazione Agorà Musile di Piave. Vediamo il servizio. La serata organizzata dall'associazione Agorà presso l'Aula Magna dell'Istituto Totti di Musile questa sera aveva a tema l'energia nucleare in Veneto sotto il punto di vista delle prospettive e delle difficoltà. Ne abbiamo parlato con l'onorevole Cancian, europarlamentare, e con il professor Solari che è qui a fianco. Vogliamo parlare col professor Solari di quelli che sono i risvolti un attimo della politica energetica a livello locale e anche a livello europeo. Da un lato abbiamo discusso su come sia necessario procedere verso uno sviluppo delle energie rinnovabili, delle fonti alternative di energia. Sarà sicuramente necessario continuare a studiare lo sviluppo di questa tecnologia e sarà soprattutto necessario che l'Europa ci fornisca un quadro complessivo e soprattutto coordinando meglio le iniziative dei vari Stati e anche la struttura ovviamente di tutti i protocolli di sicurezza per non ovviamente dipendere in modo eccessivo sia dai combustibili fossili sia da investimenti futuri che comunque sono ancora molto lontani nel tempo. Dall'altra parte abbiamo discusso anche serenamente della prospettiva dello sviluppo di questa tecnologia nucleare, al di là dell'emotività data dai recenti tragici eventi giapponesi.